Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati dal Pala Badiali di Falconara per la diretta del match fra Città di Falconara e Città di Capena, una sfida che vede le padrone di casa nel tentativo di tornare a vincere dopo il primo pareggio in stagione e che invece vede il Città di Capena cercare punti preziosi per risalire la china. E allora siamo qui in diretta come al solito, anzi nelle ultime puntate non c'era, però come spesso è accaduto nelle settimane scorse sono in piacevolissima compagnia, la saluto e vado anche da lei con l'inquadratura di Silvia Vinditi. Buonasera. Buonasera a tutti, buon divertimento per questa 15ª giornata ricca di spettacolo sicuramente. L'inno del Città di Falconara che va a suonare qui al Pala Badiali per questa partita che siamo pronti a raccontarvi con la formazione di casa che si presenta in campo con la divisa azzurra e segni bianchi, compreso il numero sulla schiena. Dalla parte opposta il Città di Capena a scacchi biancorossi con segni verdi, una partita tutta da gustare. Ovviamente andremo a mostrarvi le emozioni del match, lo faremo quest'oggi con una doppia telecamera nel tentativo di carpire quelle che sono tutte le emozioni della gara e quelle che sono tutte le sensazioni che emergeranno da questo incontro. Città di Falconara contro Città di Capena, queste sono le formazioni. Partiamo dalla squadra ospite, quindi il Città di Capena che si presenta con la numero 4 Di Sabatino, poi con la numero 8 Bea Martin, numero 10 Neca il capitano, 11 Furman, numero 13 Nori, 14 Oliveira, numero 18 Benvenuto, 19 Agnello, 22 D'Amelia, 24 Macchiarella, 27 Castagnaro, numero 30 Pacolini. In panchina il tecnico è Roberto Chiesa. Risponde Città di Falconara con la numero 1 Di Biase, numero 3 Gutierrez, ovvero Guti, numero 4 Tati, numero 7 Marta, numero 10 Sofia Luciani, numero 13 Nona, 14 Giorgia Bernotti, con il 16 Isa Pereira, 18 Angela Damaro, numero 21 Ferrara, numero 22 Marcelli e numero 99 Patto Dalmazzi. In panchina Massimiliano Neri. Partiti dunque per questo incontro. Le aspettative per questa gara da parte di Silvia? Allora, il divario in classifica è netto, lo conosciamo tutti, ma seppur neopromossa il Capena è abituata a vedersela con le big, ha messo in difficoltà di recente sia Montesilvano che Kickoff, quindi venderà cara la pelle. E il Falconara che viene da 14 risultati utili, 13 vittorie, sicuramente imporrà in casa il proprio valore. Attacca il Città di Falconara in questa prima fase, primo tentativo, primo pericolo portato nell'area avversaria, tenta la ripartenza il Capena, poi in attacco ancora Falconara, pericoloso con Guti che prova a sbloccare la partita, missione fallita per la bravura dell'estremo difensore avversario. Numero 27 Castagnaro, attenzione Luciani, a tu per tu ancora, vince il duello il portiere ospite Castagnaro, blocca la sfera, due chance ravvicinate per il Città di Falconara che è partito forte. In 3 parate abbiamo visto perché è stata candidata 2 volte ai Futsal Awards, classificandosi al 3° posto e al 5° posto. Bianca Castagnaro da sempre una certezza. Ora il pallone portato in avanti dalla Città di Falconara, a girare la sfera la formazione di Massimiliano Neri. Tati, Guti, Pato, ancora Guti, Pato, la conclusione dalla distanza, Castagnaro in 2 tempi fa su il pallone, 3 volte chiamata in causa l'estremo difensore ospite, prova a distendersi la squadra di mister Chiesa, recupera tutto però Tati, nulla di fatto, subito il rilancio in avanti e allora Guti, Pato, Tati. Partita con un bel avvio, 1 minuto e 40 secondi, i primi 100 secondi che se ne sono andati sul punteggio di 0-0. Capitan Luciani prova a sfidare sua diretta marcatrice, quindi Tati, la doppia sterzata, il duello con Saragnello, conclusione deviata in corner, ancora Castagnaro, già 4 parate, tema tattico che ci aspettavamo, no Silvia? Attenzione, scusa, il calcio d'angolo, raccontiamo questo con il pallone messo forte in mezzo, Castagnaro ancora. Sì, Falconara ancora all'attacco, ha fatto un ottimo pareggio con il kick-off, ma vuole tornare alla vittoria, soprattutto farlo in casa perché ci sono pochi spettatori qui, ma affezionatissimi, e fuori ce ne sono una infinità. Seguitissima la formazione, il club del presidente Marco Bramucci che soffre come al solito nella tribuna opposta alla nostra.
Lancio di Castagnaro, cerca Neca, il pallone è troppo lungo, irraggiungibile per la numero 10 del Città di Capena, nulla di fatto. Possiamo dare intanto un aggiornamento dal Paladolmen di Bisceglie, un'altra grande prestazione del Bisceglie, ma è stata Vanin a punire con 3 reti consecutive le nero-azzurre, comunque stanno giocando benissimo e hanno vinto anche in casa del Montesilvano. 3-2 del kick-off, tripletta di Deborah Vanin, una delle assolute top player di questo campionato. Abbiamo visto anche contro il Città di Falconara pochi giorni fa, nel primo pareggio imposto alle Citizens da una rivale del massimo campionato nazionale in rosa. Kick-off che ha imposto l'1-1 al Città di Falconara, che ora attacca con Tati, chiama la palla sulla destra, Pato, viene ignorata, sale Tati, allarga per Guti, quindi Luciani mette in mezzo di prima, la chiusura di Agnello, corner per il Città di Falconara, 2 minuti e 38 secondi, 0-0 il risultato. Rimessa laterale in zona d'attacco per il Città di Falconara. Guti vicino a lei, Capitan Luciani, tocca e tiro, Castagnaro ben posizionata, manda in corner. Non si fa sorprendere in quella mattonella, ancora Guti sul pallone. Mentre vediamo il Pelletterie che ha pareggiato ai danni del Montesilvano, che era andato in vantaggio, situazione di 1-1, la viviamo live nel monitor al nostro fianco. Attacca ancora Città di Falconara, esercizio di attacco contro difesa in questa prima parte di incontro, con tentativi di ripartenza da parte del Città di Falconara. Guti, Luciani in area, sterzata, cerca un varco, affrontata alle spalle da un'avversaria, ottiene comunque la rimessa laterale. Pallone gestito da Benvenuto in avanti, anticipa Tati, attenzione perché può spaccare in due la difesa avversaria, brava però Neca a chiudere tutto, anzi si trattava ovviamente di Bea Martin, quindi Tati taglia sul palo più lontano Guti, si fa vedere Sofia Luciani, il capitano, punta, cerca un varco sulla destra, la sua corsia preferita, allarga invece a sinistra per Tati, cerca di imprimere intensità, ritmo al suo attacco Città di Falconara, conclusione ennesima di Tati, telefonata però per Castagnaro. Troppo poco per far male a Castagnaro, che è già intervenuta molto bene. Intanto si sviluppa l'azione sulla sinistra, lascio a te il microfono, ottima chiusura come al solito di Guti, occhio all'asse Neca-Bea Martin perché insieme possono far male in contropiede. Rimessa laterale in zona d'attacco per il Città di Capena. Bisogna fare attenzione sia alle palle native che ai contropiedi, ovviamente due fattori che valgono sempre in una partita di futsal, ma quest'oggi in particolare. Intanto ha colpito la legge dell'ex al Palascandicci, perché è stata Diodato, che ha fatto tanto male anche al Capena con la prima tripletta in Serie A segnare il pareggio per il Pelletterie. Luciani, siamo arrivati già al quarto minuto del primo tempo, situazione ovviamente di 0-0. Tati si fa vedere in mezzo Guti, insiste Tati da quella posizione, mette dentro un pallone molto interessante, arriva Pato, sterzata, Guti colpisce male, tiro strozzato che risulta comodo per la presa di Castagnaro, che poi prova a rilanciare l'azione delle sue, spazza il Città di Falconara, rimessa laterale in zona d'attacco per il Capena. Benvenuto, Bea Martin, ancora Benvenuto. Dialogano le due, pressione di Pato, sguscia via bene però Bea Martin, chiude Sofia Luciani sul tentativo di passaggio in parallela, rimessa laterale, mentre vorrebbe il cambio, lo tiene adesso Serena Benvenuto. Entra in campo al suo posto Maria Laura Furman, lancia in avanti, attenzione, deve stare attenta Angelica Di Base, ripartenza Città di Falconara, potenziale 3 contro 2, si ferma Sofia Luciani, sale Tati, sinistro, che è una via di mezzo fra un tiro e un assist, forse era più un passaggio, ma è stata sin troppo generosa e altruista. Sì, assolutamente, poteva calciare da lì, però è nell'indole di Tati mettere l'ultimo passaggio per la compagna più comoda, in questo caso poteva anche calciare.
poteva provare forse un tocco sotto, visto che il portiere si era disteso a terra in uscita, era scivolato letteralmente sul parquet, mentre arrivano alcuni saluti che ricambiamo. Qua c'è Valentina Vescovo, ex presidente del Città di Falconara, e quindi un saluto che mandiamo volentieri ad una delle persone, delle tante persone collegate in diretta. Pato, anche lei non calcia, mette dentro, voleva sul secondo palo assecondare il taglio, l'inserimento di Sofia Luciani, arriva in ritardo però il capitano, o forse ha esagerato nel passaggio Pato Dalmazia. Nulla di fatto, ancora un lancio lungo, ancora Tati, sempre lei a fare da scudo davanti alla difesa, mentre in campo c'è anche Marta Penalver Ramon. È entrata in campo nelle fila del Città di Capena anche l'olandese Jennifer Oliveira, l'ultimo acquisto in casa delle Leprotte. Ha pescato quindi all'estero il DS del Città di Capena, giocatrice che ha esordito nella sfortunata gara contro il Pelletteria, appunto una sconfitta per 3-2. Calcio d'angolo per il Città di Falconara, Tati sul punto di battuta, c'è anche Isa Pereira in mezzo, forte Marta, il pallone arriva dalle sue parti, l'ultimo tocco è il suo. L'arbitro segnala la rimessa da fondo campo, se non ho visto male, non c'è fallo. Evidentemente dopo il suo tocco ha giudicato fuori il pallone. Castagnaro, pallone toccato proprio per Oliveira. Quindi Bea Martin, la sterzata, prova a liberarsi dalla marcatura stretta di Marta, verticalizza, pallone troppo lungo, irraggiungibile per Furman, quindi Di Biase, l'appoggio per Tati. Allarga per Pato. Molto vivace in questo avvio di gara Pato, ma non ha avuto palloni fortemente giocabili. Qua spara una bomba, Castagnaro è ben posizionata, voleva respingere meglio, la palla gli è sgusciata in mezzo alle mani, per sua fortuna è riuscita comunque a deviare la traiettoria del pallone rispetto alla porta e di fatto a mandare in calcio d'angolo. 6 minuti e 3 secondi del primo tempo, situazione comunque bloccata sullo 0-0. Corner ancora Tati, ennesima palla inattiva, Marta attacca lo spazio davanti la zona, prova a colpire con il sinistro, regala il pallone al Capena che libera la sua metà campo, rimessa laterale per il Città di Falconara. Un aneddoto simpatico su Isa Pereira che mi ha raccontato il presidente Bramucci. Praticamente ha chiesto ai piccoli tifosi delle marchigiane chi fosse il giocatore più forte per loro. Nella classifica del pallone d'oro hanno messo Cristiano Ronaldo, Messi e Isa Pereira. E beh, insomma, abbastanza emblematico, una giocatrice che si fa amare da tutti i tifosi, compagni e qualsiasi persona transiti nei pressi di un parquet o di una diretta streaming. Dobbiamo aggiornarci ormai nel 2021. Significativo, un aneddoto simpatico ma significativo di quanto si faccia apprezzare. Attenzione a Pato che riceve un bel passaggio da Tati in mezzo all'area, cicca la conclusione, non è da Pato, che di solito da lì morde e fa male. Qua gran controllo di Oliveira, prova ad innescare i suoi cavalli, la gran falcata, poi cicca letteralmente il retropassaggio, cade a terra la numero 14 Jennifer Oliveira, classe 93, non rapidissima sul primo passo ma molto presente nell'allungo. Può innescare la sua falcata, ci ha provato in questo caso, non è andata a buon fine. È ancora 0-0 quindi qui al Palabidale di Falconara quando siamo arrivati al 7° minuto di gioco. Aggiornamento invece da Scandicci, dove è il Montesilvano ad aver ribaltato nuovamente il risultato con Lusileia, un altro gol per la giocatrice brasiliana. Continuiamo in diretta dal Palabadiali con Nona. Sostituisco per un attimo Matteo Magnarelli, poi vi giuro ve lo ridò tutto intero. Marta ancora indietro per Tati, calcio alto sulla traversa, ma ottima combinazione del Città di Falconara. Matteo che sta combattendo con circa 3 telecamere, oggi ha voluto strafare, ma d'altronde è così che si cresce, è così che si regala uno spettacolo all'altezza di quello che regalano le ragazze della nostra Serie A. Ve lo ripasso. Ci proviamo Silvia, ci proviamo. Pallone gestito da Marta, quindi Isa Pereira, ora Tati. C'è larga Nona, è entrata anche lei in crescente condizione ed è sicuramente un fattore importante per il Città di Falconara che perde un pallone, si espone al contropiede, la sfera diventa preda di Bea Martin, prova a verticalizzare, il tocco per Furman, chiude ancora una volta la retroguardia bianco-blu, rimessa laterale in zona d'attacco per il Città di Capena. L'arbitro conta, il pallone calciato forte addosso ad Isa Pereira.
benvenuto. Bea Martin in mezzo, la sponda di prima, Fuhrman ancora, bella azione del Capena, Oliveira fa da riferimento offensivo, da pivot si gira bene, lavora bene, il pallone calcia, buona giocata, si fa apprezzare Oliveira. Jennifer Oliveira, vedo che stai studiando le sue origini, Silvia. Sì, sì, assolutamente, mi aggiorno per regalarti kick perché so che le apprezzi tanto. Bea Martin, conclusione alta, 37 primavere per Bea Martin, ieri ha spento le candeline e domani toccherà a me, io un po' di più. Vabbè. E queste sono notizie che ci fanno piacere, non si fanno mai. Auguri in anticipo, quindi vietato parlare. Mentre Isa Pereira scala le marce sulla corsia destra, mette il pallone in mezzo, non trova nessuno, è ancora 0-0, 8 minuti esatti, precisi in questo istante sul cronometro tra Città di Falconara e Città di Capena, è 0-0. Isa Pereira, Erika Ferrara, entrata in campo in questo istante. Pereira, nona, si fa vedere in banda, Marta riceve, lavora la sfera, mette dentro, deviazione di Erika Ferrara e riesce a prendere il pallone Castagnaro, quindi dalla parte opposta il Capena, un po' di spazio, chiude tutto, il solito muro con la maglia numero 16, Isa Pereira. Marta riceve il pallone, prova ad innescare sulla fascia Erika Ferrara che si deve allacciare le scarpe. Si perde qualche istante, pronta la rimessa laterale Isa Pereira. Tocco corto per Ferrara, ancora Pereira ad impostare, c'è lei, riposa in panchina Tati e anche questa è una notizia. Pereira, pallone indirizzato verso Marta, gran chiusura difensiva in extremis del Città di Capena. È stata Neca a salvare tutto, è ripiegata molto rapidamente. C'era l'appoggio comodo pronto in area di rigore da parte di Marta, che ripiega adesso in difesa. Neca calcia una botta col sinistro, con il petto respinge Erika Ferrara. Primo piano per Neca, la numero 10. Lascia la battuta della rimessa laterale a Fuhrman. Prova a fare tutto da sola. Bea Martin chiude Marta, guadagna anche la rimessa laterale Città di Falconara, che non riesce in questa fase a scardinare la difesa del Capena, che comunque si propone in avanti con crescente frequenza. E questo è il tema offerto dalla squadra di Mister Chiesa, che non ha neanche troppi cambi, però si difende molto bene e poi può contare sulla rapidità, come sta avendo, di Bea Martin, ma anche dell'Itala Argentina Fuhrman. E poi c'è sempre Neca che, come al sinistro libero, cerca l'angolino e molto spesso lo trova. C'è Di Biase di fronte, settima classificata nel Futsal Awards, primo riconoscimento del genere per lei, strameritato, così come per Mister Neri. Sarà una bella sfida. Ferrara, Pereira, ora nona, quindi Ferrara, attenzione sulla sinistra, prova il doppio passo, va sulla fascia, mette forte dentro, il pallone era indirizzato a Marta, ma c'era tanta densità di calciatrici in area di rigore, non ha trovato tempo e spazio per affondare il colpo Marta. Stoppata la sua iniziativa e quindi rimessa laterale per il Città di Falconara. Ancora Ferrara, calcia a rasoterra, chiude tutto benvenuto. Si sente Massimiliano Neri, non è un urlo, ma per i suoi standard sicuramente ci va vicino, un forza emblematico, vuole di più dalle sue ragazze. Sì, è un mister estremamente empatico, è tutto ciò che si cerca nel femminile, no? Qualcuno che sappia entrare anche in connessione con le menti e non usi appunto dei metodi un po' bruschi come alzare la voce. Siamo un po' permalose, no? Parlo da donna. Ma no, ma come che ti viene in mente una cosa del genere? Non lo direi mai io. Tu poi hai tutte donne a casa e puoi capire benissimo che ti sto dicendo la verità. Non siamo affatto permalose, ma è meglio se ci trattate bene come fa Mister Neri. Beh, è un messaggio abbastanza chiaro questo, abbastanza inequivocabile. Patti chiara, amicizia lunga, non mi azzarderò mai a dire nulla contro, perlomeno in telecronaca diretta. Pereira, Marta, riceve palla in area, la lavora bene, mette dentro un gran pallone per Ferrara in extremis, salva tutto con lo zampino Saragnello. Era pronta a buttare il pallone dentro Erika Ferrara. Sta crescendo il Città di Falconara, evidentemente l'incitamento di Massimiliano Neri qualche effetto l'ha prodotto. Pallone fuori, arriva il time out chiamato da Roberto Chiesa.
dopo questa conclusione del Città di Falconara. Il senso della posizione di Agnello, tanto in difesa che in fase di attacco con il portiere di movimento, ruolo che ha ricoperto per una vita con la Lazio, ma anche adesso sul buon dribbling di Marta che si è girata sul fondo, non so come abbia fatto a tenere vivo il pallone, c'era lei a centrare che ha spazzato via in modo provvidenziale. Stiamo vedendo il primo piano su Massimiliano Neri e le sue ragazze che seguono. Isa Pereira beve anche un po' per mettere dentro qualche energia fresca per la seconda parte di primo tempo, perché siamo entrati nel secondo quarto di gara. 9:42 al termine della prima frazione di gioco, trascorsi 10-18, 0-0. Città di Falconara abbastanza costante al tiro, ma non veramente pericoloso. Non sì, qualche occasione buona c'è stata, ma occasioni d'oro plateali no. Non è facile, quando la difesa è così stretta dietro ne ha fatto facile scardinare questo muro. Si è visto anche si vede anche con il Montesilvano che ha l'attacco più prolifico di tutto il campionato, eppure contro le difese chiuse si fatica a creare spazi sulle fasce laterali. Poi ci sono giocatrici di esperienza come Neca, come Agnello che ti ho nominato prima, quindi servono delle giocate di alta classe che il Falconara può sfoderare sicuramente. Qui un altro tiro cross dalla destra, sta insistendo comunque il Falconara. Ferrara, Marta, cresce di ritmo in Città di Falconara, sicuramente questo avrà chiesto fra le varie cose mister Neri durante il time out. Nona, uno scavetto, poi elegantemente prova a servire sulla destra Marta, viene chiusa, grande densità, grande fase difensiva del Capena fino a questo momento, che poi si distende con Neca, porta il pallone in avanti, lo serve sulla fascia per Furman, si fa vedere Neca, rimorchio, tiro, parata di Biase, poi ci mette letteralmente la faccia Erika Ferrara, salva tutto la coppia di Biase e Ferrara. Ora contropiede, Marta controlla l'arrivo dell'avversario alle spalle, va da sola, poi ripiega. Nona ha rischiato tantissimo in Città di Falconara, attenzione Ferrara, può andare 1 contro 1, c'era la Ferrara, sembrava fatto il gol dell'1-0, ma ancora Castagnaro, questa sì che era un'ottima chance. Sì, si è improvvisamente acceso il match da una parte e dall'altra e sono salite in cattedra i portieri, abbiamo visto ottime risposte, adesso tocca ancora a Castagnaro stare attenta perché si attacca dalla sua parte. Abbiamo visto anche un primo piano su Angelica Di Biase, protagonista della parata decisiva qualche istante fa. Ora torniamo in avanti con il sinistro di Nona, botta ribattuta, esce ancora Di Biase, non ci pensa troppo, pallone allontanato, e anche fortunato qua il Capena, perché sul rinvio di Benvenuto è arrivata la deviazione, sul rinvio di Agnello è arrivata la deviazione sfortunata di Ferrara, quindi la rimessa laterale per il Capena. Ha visto bene il direttore di gara appostato sotto le panchine. In avanti il Capena, scarico di Bea Martin, quindi Neca, pallone in parallela, entrata in campo anche nel frattempo giocatrice in maglia numero 24, Diletta Macchiarella. Attenzione, la bomba di Bea Martin, si sta rendendo sempre più pericoloso il Città di Capena, sfiorato il gol anche in questo caso. Parata scolastica, ma perché era ben posizionata Angelica Di Biase, secondo intervento nel giro di pochi minuti. Non ha paura il Capena, l'ha fatto anche sul campo del kick-off andando in vantaggio appunto contro la formazione di Capitan Vanin, sta giocando a testa alta anche qui. Calcio d'angolo, pallone scodellato, è una gran palla, deviazione sotto misura di Neca sul tiro di Macchiarella, occasionissima questa per la formazione ospite di mister Chiesa, vicina al gol del vantaggio, prima parte di gara del Falconara, adesso meglio il Capena. Sì, una parata comunque difficilissima da parte di Di Biase, anche perché il pallone le è rimbalzato davanti e il tocco era davvero ravvicinato, ha risposto benissimo, però come dici tu deve stare un po' più attento in difesa il Falconara, a questo punto Neri potrebbe alzare anche un po' di più la voce. Addirittura, e fra l'altro potrebbe anche alzare un po' di più la pressione, o meglio, non mi sbilancio su cosa dovrebbe fare, sul dire cosa dovrebbe fare il mister, ma volevo sottolineare che rispetto ad altre gare Città di Falconara sta aspettando più basso fino a questo momento, mentre avevamo visto gli approcci, soprattutto gli avvii di gara contro quasi tutte le altre formazioni erano stati con una difesa molto più alta. Qua sale ma male il Città di Falconara, si fa trovare impreparato e quindi c'è spazio per sviluppare l'attacco da parte del Capena. Palla sulla destra di Macchiarella, voleva raggiungere Olivera, è tornato in campo il pivot olandese proveniente dal Feyenoord,
Feyenoord mi ha insegnato, e quindi guadagna una rimessa laterale la squadra di mister Chiesa. Tocco corto, botta di Bea Martin, palla che si impenna sulla direzione di Marta, prova a girarsi, Oliveira si allunga il pallone, non ci arriva più, rimessa laterale città di Falconara, 7 minuti e 36 all'intervallo. Tati è tornato in campo, mette una gran palla dentro per Pato, che aveva tagliato però in profondità, quindi sfera che sfila alle sue spalle, mentre abbiamo visto live l'aggiornamento da campo del Pelletterie. Sì, c'è il pareggio, tra poco vi dico da parte di chi, 2-2. Fra Pelletterie e Montesilvano, giusto? Sì, assolutamente, una sfida che non doveva essere in bilico fino a questo punto, eppure il Pelletterie sta facendo benissimo. Due ex nelle fila del Rosanero, che sono Brandolini e Diodato, una delle due a segno, tra poco vi aggiorno anche sulla seconda marcatrice. Marta, fra le linee c'è Ferrara, ignorata, cambia gioco, Tati, scatto, frena, cambia gioco, Ferrara. Tati, Ferrara. Ancora da Pato, verticalizzazione, un po' ad occhi chiusi, regala il pallone a Castagnaro. 6 minuti e 40 al termine, non ci sta convincendo il Città di Falconara, ci sta piacendo il Città di Capena fino a questo momento. Sì, sta giocando bene, in modo fluido, si difende bene e riparte in velocità. Poi con la giocatrice Jennifer Oliveira anche maggior peso in attacco, si è vista subito la doppia conclusione, ben sventata da Angelica Di Biase, ma deve fare qualcosa di più il Falconara, soprattutto perché gioca in casa. Fra l'altro vi dovevamo gli arbitri dell'incontro, Stefania Candria della sezione di Teramo sotto le panchine, Gabriele Gerardi della sezione di Pescara, dalla parte opposta al crono c'è Stefano Del Dotto della sezione di Fermo. 6 minuti e 24 al riposo. Castagnaro, pallone per Bea Martin, bello il triangolo fra la numero 8 e la compagna in maglia numero 19, quindi Saragnello. Attenzione a Tati sulla sinistra, prova a mettere dentro, chiude Bea Martin che sta facendo una prestazione molto convincente. Botta al volo di Guti, pallone fuori. Un saluto anche all'amico Leonardo Gallo, che fra i commenti ha sottolineato un fattore importante di questo pomeriggio, di questa domenica pomeriggio. Una telecronaca sicuramente più condendo. E questa ovviamente è facile da capire. Vantaggio di nuovo del Montesilvano, 3-2 sul Pelletterie. È una gara al gioco della lepre da parte del Montesilvano, 3 volte che scappa, 3 volte però 2 volte è stata ripresa. Vediamo se ora manterrà il suo vantaggio la formazione abruzzese. Bruna Borges per il vantaggio del Montesilvano. Intanto attenzione a Leonardo Gallo, perché si è espresso, ha parlato, ha detto 5-2 Falconara e di solito prende tutti i pronostici. Attenzione, quanto ha detto? 5-2. Coraggioso. Ferrara mette forte dentro Guti, pardon. Palla che si impenna, Castagnaro la blocca. Riparte il Capena, Oliveira prova a controllare la sfera, riceve una botta, forse c'era fallo. Gli arbitri lasciano correre, attenzione a Guti, sterza, palla per Pato che arriva di gran carriera, conclusione murata. Qua secondo me c'era il fallo per il Città di Capena. Tutto regolare per la coppia arbitrale. Luciani è rientrata in campo anche lei, il capitano. Pato, Tati finta di tagliare, poi fa da sponda per chiudere il triangolo con la stessa Pato. Arriva a rimorchio Guti, viene assecondata, palla di ritorno, non trova varchi la Città di Falconara, taglio di Tati, la segue bene però Bea Martin, allora dialogano
in seconda istanza Tati e Pato, conclusione deviata, calcio d'angolo per il Città di Falconara, non trova il Pertugio. Non segna soltanto da una gara Pato, ma guarda con quale insistenza sta cercando il gol, una giocatrice che vive appunto di reti realizzate, ne ha già segnate parecchie, ma ci sta provando ancora in questo momento. Conclusione deviata, la palla arriva da Guti, ha molto spazio per mirare, calcia con la punta e il tiro è abbastanza facile, preda per Castagnaro, sempre molto attenta, rilancia subito, Guti prova a toccare di testa, non ci riesce per sua fortuna perché alla fine guadagna comunque la rimessa laterale. 4,36 all'intervallo, è sempre 0-0. Pato, Luciani, Tati, Guti, lungolina, Pato prova a mettere dentro con il tacco, ovviamente Città di Falconara adesso cerca anche qualche giocata in più con qualche inventiva, rischiando qualcosa. Qua il lancio, brava Castagnaro ad uscire con le braccia incollate al corpo per non commettere fallo, non uscire fuori dall'area e a ribattere con il petto. Al limite c'era Guti pronta a dar fastidio, che gran portiere comunque. E ti dico un'altra chicca se vuoi. Ma la vogliamo, la vogliamo. Nel 2016, quando era ancora in Brasile, ha deciso il campionato del Paraná con una rete all'ultimo secondo, cioè da rimessa laterale l'hanno passata a lei, che è avanzata a lungo nella metacampo avversaria, ha tirato sotto l'incrocio. Attenzione, Pato destro, deviazione di Sofia Luciani, arriva Tati, perdonami Silvia, Tati insiste, cerca un varco che non c'è, si porta via due avversari, cambia gioco, Pato, arriva a rimorchio Sofia Luciani, viene ignorata, va da sola Pato, sulla fascia, un po' di spazio, lo guadagna e guadagna anche il fallo. Nel maschile hai mai visto una finale decisa da un portiere? Nel femminile vedi anche questo. Adesso mi prendi impreparato perché stavo per dirti no, però non vorrei dimenticare qualche episodio particolare. Sul maschile non ti posso aiutare, però ti posso dire che dall'altra parte... Ma non dire bugie, abbiamo vissuto 187 finals insieme girando l'Italia in lungo e in largo. Questo è vero. Ti do quest'altra chicca che Di Biase detiene un record, ha segnato doppietta. Era all'Olympus, ha segnato doppietta contro il Portos. Come Miarelli venerdì sera che ha realizzato la sua prima doppietta in carriera con l'Ital Service Pesaro. Ma torniamo qua che è importante, sbaglia Guti, riparte Neca che ha letto tutto in maniera meravigliosa, la ripartenza sulla sinistra, gran dribbling, attenzione davanti a Di Biase che non può nulla, è un gran gol quello del Città di Capena. Ha iniziato tutto leggendo e facendo ripartire la sua squadra, Neca ha finalizzato alla grande Maria Laura Furman. Di Biase ha deviato il pallone ma non è riuscito a frenare la corsa della sfera in fondo al sacco. Dire che è un vantaggio meritato è troppo, dire che è un vantaggio che ci sta, assolutamente sì. Gran bel Città di Capena. Secondo me ci sta, conclusione bellissima, a mezza altezza, era impossibile fare qualcosa di più, probabilmente ben incrociata. Adesso il Falconara però sicuramente ci farà vedere una reazione di quelle veementi. E subito Pato, calciaforte in mezzo, la palla viene deviata e va a finire sul palo. Pato Dalmaz vuole il gol per lei, adesso anche e soprattutto per il Città di Falconara. Pallone alzato sul secondo palo, Luciani riesce in qualche modo ad accomodarlo per Guti, vogliono un fallo di mano, le Citizens lasciano correre gli arbitri. Luciani, stop, incursione centrale, prova a disegnare un'autostrada con la sua falcata, non ci riesce, deve ricominciare da Di Biase. E adesso prepariamoci ai fuochi d'artificio per questi ultimi 3 minuti e per il secondo tempo, vada come vada in questi ultimi 3 minuti della prima frazione di gioco. Falconara vuole il pareggio, Capena sa colpire di rimessa e non solo. Neca prova il lancio, è molto ben disegnato, ma Tati fa una chiusura delle sue, quindi Guti per Pato prova a sgusciare, serve Luciani che è rimasta ferma sulla sua mattonella, nulla di fatto per il Città di Falconara, costretta ad inseguire. Ed è una delle prime volte in stagione. Sì, ma il Capena, come dicevo, non è nuovo a queste imprese, l'ha fatto anche sul campo del kick-off, che non è certamente l'ultima arrivata. Attenzione a Castagnaro che ci ha provato da casa sua. Di Biase però attenta, conosce bene la collega di reparto. E conosce le sue capacità con i piedi, visto che stavamo parlando di gol poc'anzi. Calcio d'angolo per il Città di Capena. Ora la deviazione è stata al centro della porta, vediamo i direttori di gara dove assegnano il calcio d'angolo. Sinistra d'attacco del Città di Capena. Sulla palla Bea Martin. Pallone deviato da una sua compagna. Pronta Di Biase, lancio lungo a cercare Luciani che cerca l'impresa
stratosferica di autolanciarsi con lo stop, mentre fa altrettanto con la palla al piede Oliveira. Difende l'attacco alle spalle di Sofia Luciani, vuole saltare anche Tati, missione davvero complicata con le probabilità di uscire viva sportivamente parlando dal doppia marcatura Luciani-Tati. Perde il pallone, rimessa laterale per il Città di Falconara, tornata in campo Nona, serve anche una sua invenzione, Marta per Nona, mette dentro, voleva servire Pato che aveva tagliato, ancora una deviazione, palla fuori, c'è a terra però il portiere del Capena, dovrebbero fermare il gioco i direttori di gara. Mano sulla testa per il direttore di gara, qua andava assolutamente fermato il gioco per verificare le condizioni di Castagnaro, non se ne sono letteralmente accorti gli arbitri. Attenzione, Pato riceve centralmente di tacco per Marta, in mezzo al traffico, il pallone non passa, chiude sempre il Città di Capena, Città di Falconara che deve scardinare una cassaforte difensiva avversaria. Non è facile perché l'hanno studiata molto bene questa fase e d'altronde ci sono giocatrici che sono con Chiesa da tanto tempo, ti parlo del nucleo storico che ha vinto addirittura la Coppa Italia con lo Sporting Torino, quindi benvenuto che è arrivata nell'anno in corso, e Agnello, e poi ti ho già parlato delle immense capacità di Bea Martin oltre che del fiato infinito. Marta tentativo, deviazione su quel palo da parte di Castagnaro. Bea Martin ha la capacità di immedesimarsi in ogni squadra in cui arriva, l'ha fatto con lo Stat diventandone l'anima in poco tempo, lo sta facendo anche con il Città di Capena e lei a comandare la difesa che fino a questo momento sta reggendo benissimo. Ripartenza, attenzione perché se mette giù questo pallone diventano guai per la difesa falconarese. Ripartenza, Oliveira, palla rubata però, bel break del Città di Falconara, o perlomeno prova a breccare la squadra Massimiliano Neri. Non ci riesce, che poi ottiene però la rimessa laterale sulla chiusura di Tati. 1 minuto e 2 secondi all'intervallo, è 1-0 per il Città di Capena. La sta decidendo fino a questo momento Maria Laura Furman. Tentativo di Pato, si rinnova il duello con Castagnaro, serve qualcosa in più per segnare. Soprattutto ad un portiere come Bianca Castagnaro, ce la sta mettendo tutta sicuramente il Falconara, soprattutto con Pato. Tante conclusioni dalla corsia di destra, adesso ancora un'altra azione imbastita da Tati e Marta, vediamo cosa combineranno queste due. Marta riceve, prova la giocata, fermata, Neca nel traffico, lavora bene il pallone e poi lo allontana la difesa del Città di Capena. 35 secondi, occhio al cronometro, potrebbe essere uno degli ultimi attacchi o forse l'ultimo. Tati, Marta di prima, il pallone alzato, la sfera arriva da Nona, destro, Castagnaro ribatte. Si torna da Di Biase, ancora 20 secondi. Di Biase appoggia per Pato. Forse punta la fascia ma gli occupa lo spazio Nona, gli fa un po' di blocco. Conclusione ancora di Pato. Pallone alto per Marta e fuori misura rispetto alla porta difesa da Castagnaro. 13 secondi al termine, 1-0 Città di Capena. Sta sbuffando l'Aurea di Mursia che davvero non ci sta a questo risultato. Prima una combinazione tra lei e Tati, poi un'altra conclusione di Pato, però fino a questo momento la mira non è fortunata e quando lo è c'è sempre Castagnaro. Ultimo attacco, 4 secondi, Marta in area, prova addirittura con la suola. Giocava col cronometro ovviamente, quindi ha forzato, nulla di fatto, si va al riposo. Città di Capena 1, Città di Falconara 0. Una fotografia, Silvia. Capena tostissimo, Falconara che tornerà in campo con una marcia in più e ne vedremo delle belle. E allora per questo primo tempo è tutto dal Palabadiali di Falconara. Ci ritroviamo dopo l'intervallo per raccontarvi il secondo tempo di Città di Falconara, Città di Capena.
Tutto pronto per il calcio d'inizio del secondo tempo della sfida fra Città di Falconara e Città di Capena, partiti dunque per la ripresa delle ostilità con il Città di Capena che ha chiuso i primi 20 minuti, quindi il primo tempo avanti 1-0. Il gol realizzato da Furman nella seconda parte di prima frazione di gioco. Nella prima parte Città di Falconara ha attaccato tanto, ha creato altrettanto, ma ha trovato sempre in Castagnaro una rivale puntuale, presente, precisa e anche decisiva in un paio di casi. Poi però col passare dei minuti Città di Capena è cresciuto, fra contropiedi e azioni create dal basso la formazione di Roberto Chiesa si è resa sempre più pericolosa fino al gran bel gol realizzato proprio da Maria Laura Furman, con Neca che ha intercettato una palla inattiva, è partita in contropiede, ha lanciato la compagna in maglia numero 11, conclusione ravvicinata rispetto a Di Biase che ha toccato ma non ha frenato la corsa del pallone in fondo al sacco, e così si viaggia sul punteggio di 0-1. Attacca ovviamente in avvio di ripresa il Città di Falconara, caccia del pareggio, subito una chance dopo 50 secondi prodotta da Marta, colpo di testa terminato fuori, poi Isa Pereira prova a rubare il pallone, arriva però Bea Martin a recuperare la sfera e a guadagnare una rimessa laterale per la sua squadra. Sale il Città di Falconara, prova a mettere un po' di pressione, Neca controlla il pallone in qualche maniera sulla pressione di Tati, poi alleggerisce con una conclusione velleitaria. Nulla di fatto, 1 minuto e 7 secondi, una conclusione da una parte, una dall'altra. Prepariamoci da un gran bel secondo tempo. Come suggerisce Nardo Gallo, da questi portieri non si fa gol da lontano, bisogna entrare con trame fitte fino alla porta. Intanto ci prova, fermata subito Nonna che può ripartire 3 contro 2, ti lascia la parola. Falconara, Marta sulla destra, il pallone, secondo palo, Pereira era pronta ad esultare, ha trovato una strepitosa Castagnaro a negargli il gol. Sorriso amaro di Isa Pereira perché stava pronta ad esultare per il gol dell'1-1. Castagnaro, che parata, nega il pareggio alla Città di Falconara. Il consiglio di Gallo l'ha seguita, è entrato fino in porta, cosa deve fare di più? Calcio d'angolo, pallone alzato, Isa Pereira prova ad appoggiare per Marta, invece serve Castagnaro, ripartenza rapida del Capena sulla destra, Bea Martin, botta in 2 tempi, Di Biase fa sua la sfera. Gara vivace subito in avvio, la grandissima chance per il pareggio della Città di Falconara sui piedi, sul piede destro di Isa Pereira, poi Castagnaro ha detto di no, qua Nonna prova a inventare per Tati, palla recuperata ancora dall'estremo difensore ospite. Nel frattempo aggiornamento della gara Pelletteria Montesilvano? Conclusa con molto affanno la decisa Bruna Borges a 70 secondi dalla sirena, quindi Pelletteria 2, Montesilvano 3, secondo posto confermato per il Montesilvano che tiene così distante la kick-off di 2 lunghezze. E si porta, stante la situazione attuale, a 4 punti dal Città di Falconara. Con scontro diretto alle porte. Siamo vicini, bisogna segnare la data in agenda, anzi se mi aiuti col calendario ci ricordi l'appuntamento così lo ricordiamo a nostra volta ai nostri telespettatori. Marta, sinistro velenoso, pallone fuori. Castagnaro pronto a rimettere il pallone in campo, poggio corto, Marta va in pressione, lancio lungo, Isa Pereira interviene per prima, la botta di Neca. È azzardato dire che è un Città di Falconara meno brillante anche dal punto di vista atletico? No, ho visto un po' di stanchezza anch'io, soprattutto nella prima parte si è vista in maniera chiara, però ci sono tutte le qualità per sopperire a qualsiasi tipo di lacuna, anche fisica. Tati attacca sulla destra, Nona, ancora Tati, chiusa nei suoi 10 metri la difesa del Capena, la palla arriva da Nona, prova lo scavetto, subisce fallo probabilmente, lasciano correre i direttori di gara ed è una scelta importante perché c'è il contropiede, chiusura clamorosa di Isa Pereira che poi si è buttata anche in seconda istanza, si era alzata in un nanosecondo. Che giocatrice Isa Pereira, non molla di una virgola, mamma mia cosa ho visto. È andata in scivolata rabbiosa in ritardo, poi si è rialzata, è andata a scivolare ancora in seconda istanza e ancora lì a marcare il pallone su colei che sta decidendo il match fino a questo momento, ovvero Maria Laura Furman. Rimessa laterale per il Capena.
con occhi anche dietro le spalle Isa Pereira, perché mentre correva all'indietro chiudendo la diagonale ha osservato il piazzamento di Furman, ha visto che si era fermata e si è messa lei in frapposizione perfetta. È un intervento da Isa Pereira, semplicemente, mi è abituata più volte a vedere cose simili. Già, ne avevamo visto uno anche l'ultima partita in casa del Città di Falconara di salvataggio di questo tipo contro lo Statte. Ora recupera il pallone, è spaccata in due la difesa del Capena, c'è molto spazio, Tati, Marta in area, tunnel di Marta ma ferma tutto in qualche maniera Serena Benvenuto. Marta ha provato a inventare e adesso ovviamente ancora di più il Città di Falconara deve forzare alcune giocate. In avanti il Capena, Neca ruba palla a Nona, punta l'avversaria, Nona si lancia, Nona arriva in soccorso Tati, la ignora, poi la serve, palla troppo larga, Tati non può gestire al meglio, nulla di fatto. Squadre che si allungano, ne beneficia lo spettacolo, più azioni pericolose da una parte e dall'altra. Ci sta comunque un leggero calo, non sono macchine, sono in striscia consecutiva da 14 partite, hanno segnato il record di vittorie nella Serie A girone unico, 13 addirittura, 11 consecutive, una squadra che è impressionante, farà sicuramente... Attenzione, scusa, ti rubo il microfono, contropiede, tentativo di Serena Benvenuto, chiude tutto Tati. Arrivano complimenti comunque al Capena e c'è anche chi dice che a Castagnaro non si segna neanche sul secondo palo, fino a questo momento è un commento fatto a ragion veduta. Rimessa laterale, Benvenuto sul pallone, Olivera è entrata in campo di nuovo in questo secondo tempo, fermata Isa Pereira, attenzione in mezzo a tre, Olivera col suo fisico prova letteralmente a sfondare, trova però un altro muro di nome Tati, Pereira allontana il pericolo. Oliveira riceve il pallone sulla destra, fallo di Isa Pereira. Certo che questa Oliveira sta crescendo dentro la partita e ci sta convincendo. Sì, giocatrice classe 93 ma ha esperienza internazionale, ha partecipato anche all'European Futsal Tournament, ma è il primo fallo di tutta la gara o sbaglio? Non ho sentito fischi nel primo tempo. Il mio silenzio è pensieroso. Nel primo tempo io un calcio di punizione me lo ricordo, mi sembra, se non sono pazzo probabilmente sì. E mi sembra di ricordare un fallo, però vabbè, però siccome mi fido più di te che di me, secondo me è il primo fallo della partita. No, probabilmente hai ragione tu, però è bello vedere come in una partita anche così combattuta ci sia la massima correttezza. Assolutamente sì, e poi l'agonismo non è mancato, insomma abbiamo visto interventi decisi ma assolutamente corretti. Calcio di punizione sulla palla, Bea Martin prova direttamente la conclusione in porta, trova Angelica Di Biase, poi Tati cerca di mantenere il pallone in campo, non ci riesce, rimessa laterale per il Città di Capena che resta quindi in avanti. Siamo già al quinto minuto di gioco che sta per scadere. Scambio, pallone forte, Nona di testa allunga in fallo laterale. Si sta scaldando Sofia Luciani, 90 gol per lei con la maglia del Falconara, chissà che non sia proprio lei l'arma in più delle Citizens in questa ripresa, per il pareggio almeno. Se lo augurano i tifosi e i dirigenti del Città di Falconara, tifosi collegati su Facebook, dirigenti presenti qua al Pala Badiali di Falconara, stanno soffrendo questa partita con il Città di Falconara chiamata a una prestazione diversa dal solito, ovvero a rincorrere la squadra avversaria, in questo caso un Capena molto ben organizzato. Marta prova ad aggirare Bea Martin, non le riesce. Nona, Tati prova ad accelerare, Tati sulla sinistra, mette forte dentro una palla che è una via di mezzo fra Marta e Castagnaro, non interviene nessuno, è la sfera che scivola fuori. Tutto come ideato da Roberto Chiesa, che sicuramente che su una partita abbottonata e ripartenze, e una delle prime ripartenze ha trovato il gol con Furman e quindi adesso può chiudersi dietro, che è la cosa che sa fare meglio, senza però rinunciare a sortite offensive. Intanto Marta con il tacco. Attenzione con il tacco, sì, il pallone deviato sopra la porta su questo lancio lungo. Un'invenzione della guerriera di Murcia, stava per regalarci il pari ma non è ancora arrivato.
e siamo ancora quindi 1-0. Questo pallone molto bello, tentativo di aggancio di Benvenuto, Di Biasi esce, ferma tutto, dalla parte opposta con Pereira che sale, Marta, Pereira si fa vedere sulla destra, riceve Tati, Marta, ancora Tati, non ci sono varchi, Nona, riferimento centrale di Marta, Tati sposta, cerca di far ballare letteralmente Oliveira, missione compiuta, pallone dentro, Marta deviazione ma palla fuori, occasionissima per il Città di Falconara. Non vuole entrare questo pallone, non vuole entrare, ma il Falconara sta facendo tantissimo, tante le volte in cui è arrivato dalle parti di Castagnaro, in area di Castagnaro, ma niente, oggi non si segna. 6 minuti e 15 secondi, Isa Pereira, conclusione deviata, calcio d'angolo per le Citizens. Corner, Castagnaro sistema la difesa, alla battuta c'è Tati, palla interessante per Pereira, conclusione non buona, poi Marta prova a lavorare per Tati, palla deviata in fallo laterale, ancora Marta, arriva a supporto di Tati, la palla resta lì, lotta Marta, non riesce ad uscire fuori, palla al piede, poi Furman ottiene la rimessa laterale, sconsolata Isa Pereira che voleva guadagnare il pallone, sempre lei una delle prime a lottare. Ora Neca cerca di subire, di superare la marca. Che brutta botta alla testa, mamma mia. Fortuna le protezioni, fortuna le protezioni ben sistemate, va detto, perché ha sbattuto la testa sulla fascia. Non mi sono più preoccupato della partita, nello spalla a spalla con Nona è andata contro quella parte che vedete di ringhiera ben protetta con del nastro e della gomma piuma, immagino. La botta però comunque è stata dura. Mamma che bello vederla alzare subito su, in piedi. Forse ha colpito con la spalla, non con il volto, vedendo il ghiaccio e il sorriso che ci scioglie. Bene così perché lo spalla a spalla ha fatto volare, abbiamo visto proprio il contraccolpo, no Silvia? Dura la botta, ma più dura Furman che si è rialzata per fortuna senza conseguenze, d'altronde è argentina, ha un temperamento fortissimo e si è subito rialzata. Per fortuna, poi adesso si parla davanti dalla panchina del Città di Capena, mentre Di Biasi è concentrata già sulla battuta del calcio d'angolo per il Città di Capena. Si riprende, Benvenuto, palla per Bea Martin, palla irraggiungibile dalla numero 8 del Città di Capena, sempre però 1-0 per la squadra ospite, 13-14 alla fine del match. Luciani, Pato, Tati, Alcia sul secondo palo, strozza questo tiro, stava per diventare un assist per Nona, palla fuori. Attenzione a Pato, sinistro, è arrivata anche qui, è arrivata anche su questa Castagnaro, ma che portiere. Ed era anche coperta, oggi prestazione da 10+. Mamma che parato, era coperta, era in ritardo, ha dovuto fare una spaccata molto ampia, ci è arrivata, ma ha dato il pallone in calcio d'angolo, ha cancellato l'1-1 Castagnaro. Vero. Pato di nuovo una conclusione troppo affrettata, secondo me soffre un po' una giocatrice come lei il fatto di non aver segnato domenica scorsa, perché proprio lei vive di gol. Riuscirà a stare 2 domeniche senza segnare? Secondo me no, qualcosa ci regala. Ti sei sbilanciata anche in questo caso come al solito, grande voglia, grande fame di gol per Pato Dalmaz, e ovviamente il Città di Falconara si augura che tu abbia ragione, meno il Città di Capena.
Che sta facendo una signora partita, bellissima partita da parte del Capena, tantissimi complimenti. A fine primo tempo ho detto non so se era meritato l'1-0 per la mole di occasioni viste. Certo è che per quello che sto vedendo in questo secondo tempo, sì, il Falconara sta insistendo, ma il Città di Capena sta difendendo benissimo. Ha accettato il Città di Capena di subire l'attacco avversario, consapevole che diversamente diventa anche complicato, e quindi onestamente fino a questo momento è un vantaggio meritato per la formazione di Roberto Chiesa, secondo me. Sì, ha studiato bene tatticamente la partita, la capacità di addensarsi attorno alla giocatrice del Falconara che ha la palla, ce ne sono 3 addosso a Marta appena entra in area, stessa cosa per quanto riguarda Pato, è difficile così per qualsiasi tipo di giocatrice. Rimessa laterale per il Città di Capena, si sale il nervoso tra l'altro nel Città di Falconara. Angelica Di Biase si lamenta col direttore di gara. Gioco che può riprendere, rimessa laterale, Neca mette in mezzo, la palla arriva da Luciani, sterzata, prova ad allungare, si allunga invece la sua maglia. E quindi calcio di punizione per il Città di Falconara, giallo per Neca, ammonita Neca, la protagonista del fallo. Sì, d'accordo con Dori Barber, per l'occasione il vantaggio non è meritato perché il Falconara ha creato molto di più, però il risultato dice 0-1, cioè il Capena nel contropiede utile è stato bravo a sfruttare. Sì, certo, a livello di occasioni di tiri in porta sicuramente il Città di Falconara ha creato addirittura il triplo del Città di Capena, ma considerando che è quello che ci si aspettava, il Città di Capena ha accettato secondo me questo ruolo e lo sta interpretando molto bene, di più forse è anche difficile pensare per qualità, per intensità, per rotazioni, quindi onestamente da questo punto di vista è un vantaggio che si sta meritando, forse è la forma verbale più corretta. Il Città di Capena, non in assoluto ma relativamente alle aspettative, al tipo di partita che ci aspettavamo. Facciamola più semplice, sta disputando davvero una gran partita il Città di Capena. Tati, doppia sterzata, poi Castagnaro esce anche qua, gli fa muro anche qua, ti vedo esaltato dalle giocate di Castagnaro. Sì, una grandissima risposta da parte di Castagnaro, doveva calciare un attimo prima Tati perché sulla seconda sterzata aveva spazio per calciare, invece ha fatto quel tocco in più che ha permesso a Castagnaro di uscire con le ginocchia. Si dibatte in area perché ha preso una botta al volto. Si riprende Ferrara, la sua coordinazione per la battuta volante, palla fuori, nulla di fatto anche in questo caso. Mentre c'è il primo piano su Pato. C'è una sorta di pronostico di Dughetti che ha detto che il Capena ha fatto la stessa partita contro Kickoff senza che ritorno ed è finita 1-0, 2-1 per il Kickoff, quindi è un pronostico indiretto a favore del Falconara. E ovviamente i pronostici ci fa piacere che li inviate, li scriviate, perché ci danno modo di commentare questa partita che sta per entrare nel suo ultimo quarto di gara. Nel suo ultimo quarto, anzi. E quindi attacca il Città di Falconara con Ferrara. Cambia idea, vuole andare dalla parte opposta rispetto a dove era indirizzata in prima istanza. Tati ci prova. La stanno marcando benissimo. Azione prolungata, scarica per Capitan Luciani. Adesso Ferrara sulla destra, palla di ritorno per Luciani, troppo pretenziosa questa palla, esce Castagnaro, appoggia per Neca che senza paura giostra il pallone, appoggia all'indietro per Agnello, palla in avanti, nel nulla, rimessa laterale, adesso sta diventando un forcing del Città di Falconara. Ferrara, attenzione perché l'ultima giocatrice del Città di Falconara la pressa benissimo Furman, autrice del gol, protagonista qualche minuto fa dello scontro sulla fascia laterale che ci ha un po' spaventati e che per fortuna davvero non si è tramutato in qualcosa di grave. Ferrara per poco non trova lo spazio per calciare, appoggia per Luciani, ancora Ferrara, si fa vedere Tati sulla fascia, stop,
mette dentro, la palla resta lì, calcia Tati, nulla di fatto, è ancora 0-0, 9:49 al termine, vince 1-0 in Città di Capena. Arriva un suggerimento da Erickson Damo, una difesa così metterei il quinto di movimento, manca troppo forse 9:49? Beh, sicuramente Massimiliano Neri lo starà pensando per la parte finale di gara in caso di necessità. Metterla adesso per come lo conosco io, per come lo conosciamo un po' tutti, lo vedo come un fatto prematuro. Qua non eccezionale Angelica Di Biase, in bugger di fatto, ha avuto paura probabilmente di uscire dall'area, regala però questo pallone a Bea Marti che può andare al tiro. Palla deviata in fallo laterale, credo che la stessa Di Biase non sia stata contentissima e soddisfatta della sua uscita. Come ha risposto Mister Neri? Con incoraggiamenti, applausi verso le proprie giocatrici. Gran parata qua di Di Biase che tiene a questo punto in partita il Città di Falconara, perché il 2-0 sarebbe stato un colpo davvero non letale ma tremendo. A 9 minuti e 30 dal termine, palla rubata, Ferrara può distendersi il Città di Falconara, ripiega Bea Martin, taglia la traiettoria di corsa da Erika Ferrara che si lamenta un po' con le sue compagne dicendo chiamatemela, non l'aveva vista. Di fatto Erika Ferrara voleva andare in solitario sulla destra. Gli applausi di Neri se li è meritati tutti. Angelica Di Biase con l'intervento su Neca, la pericolosità del Capena con attenzione qua, lancio lungo, due tiri limpidi verso la porta, uno è stato un gol e uno ha chiamato all'intervento Angelica Di Biase, perché altrimenti sarebbe stato uno 0-2 che avrebbe avuto quasi dell'assurdo considerando la mole di gioco creata dal Falconara. Ci ha provato Tati, rimessa laterale, Tati sul pallone, leva vicino Sofia Luciani, tocco corto, botta in mezzo, la palla arriva da Pato, prova a mordere! Pato Dalmaz, tutta la sua rabbia in questo controllo e bomba sotto l'incrocio. Che gol di Pato Dalmaz! L'avevi detto, ci avevi visto giusto Silvia. Non ce la fa stare senza segnare, 2 partite consecutive sarebbero state davvero troppe per lei e l'ha scaricata in rete con una rabbia incredibile e adesso tornerà a 3000. Ma che gol di Pato Dalmaz, mamma mia, controllo sullo stretto a pochi passi dalla porta, ha scansato quanto basta per poi scaricare tutto il suo veleno, tutta la sua rabbia, tutta la sua forza sotto l'incrocio, e qua Castagnaro davvero non ha potuto fare nulla se non battere le mani come minimo col pensiero per la gran giocata di Raffaela Pato Dalmaz. Gara in equilibrio 1-1 e allora adesso ci aspettiamo davvero i fuochi d'artificio in questi ultimi 8 minuti e 35 secondi del match. Gara di nuovo in equilibrio grazie a una giocata splendida di Pato Dalmaz, la miglior realizzatrice del Città di Falconara, che ci prova ancora con Marta, mette il pallone dentro, secondo palo, arriva anche Guti a soccorso. Sfera che carambola oltre la linea di fondo campo e sta soffrendo sempre più comunque il Città di Capena, da diversi minuti era davvero solo Città di Falconara in avanti. Tranne però, va detto, quelle 2 conclusioni che hai sottolineato tu, una ribattuta e una parata alla grande da Di Biase. È stata un po' quella parata un slide indoors dalla partita, perlomeno in questo momento, perché tutto può accadere ancora. Però dal possibile 2-0 all'1-1, attenzione, Pato! 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 Ancora lei! La sponda di Marta voleva controllare il pallone, lo stop è diventato un tiro perché è entrata dentro come un treno dentro al burro. Pato Dalmaz, ancora lei, 2-1 del Città di Falconara. Castagnaro si era seduto a terra pensando a un tiro anticipato e invece di fatto il primo controllo con la coscia è valso il 2-1. Doppietta ravvicinata in un momento difficile, forse anche di frustrazione, perché quando crei tanto e non realizzi sei anche un po' arrabbiato. È arrivata a Pato che appunto quella rabbia l'ha canalizzata verso la porta di Castagnaro, è entrata con tutto il pallone, doppietta meritatissima da parte di Pato. Boom boom! Pato Pato è 2-1, gara capovolta come un calzino. Chi è che diceva che vedeva questo match, per quanto è parziale la sentenza, ma sicuramente aveva indovinato un possibile ribaltone, ma non aveva detto che benvenuto, lotta sulla palla, vince un contrasto e trova l'angolino, è 2-2, scintille, fuochi d'artificio, che meraviglia. Importante per il Città di Capena arrivare al pareggio immediato, quindi hanno ristabilito subito la situazione. Falconara che si trova ancora una volta a dover mettere la freccia, ci sono ancora 7:34, c'è tutto il tempo, soprattutto considerando che Pato ne ha fatti 2 in appena un minuto. È esplosa la partita dopo che abbiamo varcato i 10 minuti del secondo tempo. 1-1, 2-1, 2-2.
e chissà cos'altro in questi ultimi 7 minuti e 20 secondi. Grande anticipo di Tati, Pereira di tacco, Marta! Il tacco di Pereira, la deviazione di prima di Marta, ma che spettacolo qui al Palabadiali. 3-2 a firma spagnola su assist portoghese. Marta fa 3-2. Non so se sto sognando, se tutto quello che ho visto è vero, perché hanno fatto qualcosa di impossibile, un gol stupendo, sia il tocco di tacco di Pereira per l'assist difficilissimo che per la girata immediata di Marta per il 3-2. Mamma mia che gol! Colpo di tacco delizioso di Isa Pereira, deviazione deliziosa di Marta. 3-2. Castagnaro è battuta di nuovo sotto di 1 il Città di Capena. Vediamo se ha la forza nuovamente di andare a attaccare, a cercare il 3-3. Quasi scambiano il pallone come in un ping pong i due portieri Castagnaro e Di Biase. La sfera alla fine è messa giù dal Capena. Benvenuto, prova a lanciare sulla destra, attenzione all'incursione di Furman. Pallone difficile da controllare, infatti se lo trascina fuori dal rettangolo di gioco. Se era stato importante per il Capena arrivare subito al pareggio, altrettanto importante segnare l'immediato sorpasso per il Falconara. Nel frattempo Leonardo Gallo ribadisce il pronostico 5-2. Adesso siamo 3-2. Ah, è vero, se per quanto riguarda quell'1-0, 2-1 di un nostro seguace in diretta, attenzione Marta, tiro al volo, si è accesa anche lei, adesso un po' tutto il Città di Falconara che ha messo dentro dosi importanti di qualità in mezzo al campo. Dicevo, quel pronostico che comunque sia, dai, diciamo è parzialmente aperto, un gol di vantaggio per il Città di Falconara, sicuramente è apertissimo quello di Leonardo Gallo, anche perché il Città di Capena dovrà forzare le giocate e chissà se il Falconara avrà spazi per fare ulteriormente male. Qua ci prova Guti, palla alta sopra la traversa, 3-2, 6 minuti e 30 al termine. 6 minuti e 30 accesissimi. Tu hai detto si è accesa la partita ed è vero, ma il Falconara è sempre rimasto su giri altissimi. L'unica pecca è stata proprio in fase realizzativa, ma è arrivato tantissime volte dalle parti di Castagnaro, che ha fatto una partita, come hai visto tu, superlativa. Decisamente, semmai adesso l'ha fatto in maniera più efficace, con più qualità, sia nell'ultimo passaggio, vedi Isa Pereira pochi istanti fa, e sia nella conclusione, come adesso con Guti che poi esulta col binocolo verso la telecamera. Tutte le compagne vanno ad abbracciare lei per la rete del 4-2, prima volta sul +2 per il Città di Falconara, primo piano meritatissimo per Guti. A Castagnaro non si segna da lontano, ma se lo fai con quella forza puoi riuscirci, l'ha dimostrato in questo momento Guti per il poker del Falconara. Saluto lo Special One che ci teneva e sicuramente sarà felicissimo da casa. Mirko Massa, ciao! Saluti assolutamente ricambiati a The One, allo specialone DS del Città di Falconara, mentre arrivano dei messaggi simpatici in riferimento ad una partita che si è giocata oggi pomeriggio a Milano, ma qui siamo concentratissimi solo e esclusivamente sul Palabadiali. Gol facili mai, dice lo stesso Mirko Massa. In effetti sono servite giocate straordinarie per andare a segnare. Mentre c'è il time out a 6 minuti e 2 secondi al termine, chissà se mette adesso il portiere in movimento, ma il Città di Capena per cercare di rimontare. Primo piano sulla panchina di Roberto Chiesa. Dalla parte opposta Massimiliano Neri, e queste le due telecamere servono, riusciamo a riprendere i due time out insieme, piccole evoluzioni, non l'abbiamo gestita benissimo la doppia telecamera, ma come hai detto tu bisogna migliorare. Non è vero, sei stato geniale in questa intuizione e i primi piani sono bellissimi. Beh, adesso intuizione la doppia telecamera mi sembra veramente di prendere meriti che non ho, comunque, che non abbiamo, anzi, perché qui si lavora di squadra. Comunque, soprattutto quando si sbaglia si lavora di squadra, altrimenti. Chiuso il time out. Non c'è ancora il portiere in movimento per il Capena, chissà però se l'ha educata mister Chiesa. Non l'ha usato contro il Montesilvano nella gara che ho visto al Palarico Piano, non so. Vediamo se lo userà oggi. 5:53 alla fine, rimessa laterale. Sul pallone c'è Furman. Matteo Santi, non scherzare sulle mie pronunce, che spaziano dall'inglese al francese allo spagnolo al tedesco. Pallone messo dentro, Di Biase. Lancio lungo, millimetrico per Isa Pereira sulla destra, prova a inventare per Marta, colpisce in maniera strana, sombrero di Marta, prova una magia Marta! Stava per confezionare il gol dell'anno, ha trovato però sulla sua strada Castagnaro. Magia tra l'altro eseguita su Bea Martin, che è un osso non duro di più, però lei ce l'ha fatta, aveva alzato la palla, si è coordinata, ha calciato, poi c'era un altro mostro sacro che è Castagnaro.
Attenzione, Guti, Tati all'indietro per Isa Pereira, si fa vedere Marta sulla destra, riceve adesso, pallone di ritorno leggermente impreciso, la sfera resta lì, non riesce a mettere la sua firma, alla voce marcatore Isa Pereira per questione di centimetri. 5-20 ha sferato il 5-2 Città di Falconara. E anche Leonardo Gallo ha sfiorato la gloria eterna nel mondo del futsal. Beh, però poi dopo ci sono altri minuti, attenzione. Guti che allontana il pericolo, sembra anche stanca adesso la formazione di Roberto Chiesa che ha speso tutto e bene per 3/4 gara e ora ovviamente sta pagando dazio con un minor numero di rotazione rispetto a Massimiliano Neri. Energie anche mentali, perché sei stato sopra, poi hai subito il sorpasso, adesso è anche un contraccolpo psicologico quello della formazione di Chiesa. Che avanza con Furman, pallone toccato da Isa Pereira in fallo laterale. Calcia forte, Pereira non si scompone come se quella palla fosse un super tele. Bella iniziativa, Nneka prova a inventare con la suola ma trova Tati a chiudere tutto. Nneka aveva fatto una genialata con quella suola, ma Tati è stata ancora più geniale nel leggere e nel chiudere tutto. Quindi ripartenza di Isa Pereira, forse c'era fallo. Per gli arbitri è solo, fra virgolette, rimessa laterale, sorriso di Isa Pereira. La visione periferica di Nneka è stata soltanto sfortunata ad incontrare sulla sua strada Tati, che è eccelsa. Isa Pereira, Tati fa girare il pallone alla squadra di Massimiliano Neri, che adesso si può permettere anche di palleggiare per far trascorrere secondi preziosi. 4 minuti e 18 più 2 per il Città di Falconara dopo l'1-0 del Capena nel primo tempo. Isa Pereira attacca solo a sinistra, arriva Tati, pallone di ritorno, Isa Pereira, conclusione che diventa un assist per Marta, chiude la difesa del Capena, ripartenza con Furman, prova a puntare Isa Pereira che ha lo sguardo incollato sul pallone. Bea Martin, Furman, cambio gioco, Marta prova a rubare la sfera, non ci riesce. Attenzione a Nneka, sguscia via, Nneka! Salva Di Biase in 2 tempi e poi si protegge mettendosi a guscio sul tentativo bis di Nneka. Bravissima Angelica Di Biase a fermare tutto. 3 minuti e 30 alla fine. Guti per Tati. Marta invita alla calma. Pronto un cambio anche per lei. Guti riceve in posizione insolita di pivot. Poi retrocede da Tati. Molto stanca anche Tati. Raggiunge comunque questa palla Isa Pereira, Marta, c'è spazio, palla di ritorno, sono stanche un po' tutte, in particolare le ragazze del Capena, però mi sembrano un po' sulle gambe. Sì, un po' di stanchezza si è vista anche nella conclusione di Nneka, che si era liberata bene, ha mirato, ha guardato un angolino e poi purtroppo ha calciato, purtroppo per il Capena, ha calciato troppo centralmente. Nel primo tempo secondo me l'avrebbe indirizzata molto meglio, ma adesso ha speso tantissimo. Attenzione perché c'è molto spazio però per la ripartenza. Bea Martin! Sembrava una conclusione da distanza impossibile, siderale, invece l'ha mandata molto bene all'angolino più lontano. Angelica Di Biase ha dovuto sfoggiare e sfoderare una gran parata per negare il 4-3 che avrebbe riaperto tutto in questi ultimi 2 minuti e 50 del match. Brava Di Biase a tenere sul +2 la sua squadra, però attenzione perché un gol del Città di Capena veramente può regalarci un finale di gara scintillante. E chi è? Angelica Andanovic, dice Davide Tulli. Mi fa piacere che scherzate sul derby di oggi pomeriggio, soprattutto visto l'esito. Pato ruba palla, si lancia in avanti, Pato prova a fermare la Nneka, non ci riesce. Tati! Tati! Tati sulla corsa di Pato, ha prodotto il massimo sforzo il numero 4 brasiliano del Città di Falconara ed è stata premiata da Pato, che però si prende il 90% del merito del gol perché ha sradicato palla dai piedi dell'avversaria, la condotta in avanti, Tati l'ha secondata ed è arrivato il 5-2. Attenzione alla birra, omaggio per Leonardo Gallo. Era bello l'atteggiamento, faceva presagire tutto. Quando è stata a riposarsi in panchina, è stata a riposarsi per modo di dire, cioè non era a fianco a lei immobile. Pato scalpitava, non è stata ferma un attimo, appena ha avuto l'occasione di rientrare in campo si è fatta 20 metri di corsa e poi l'ha regalata a Tati, che ha meritato anche lei il gol. 5-2 a 2 minuti e 30 dalla fine.
un applauso se lo merita a prescindere Leonardo Gallo. Leggere una partita del genere sull'1-0, 1-1 non so quant'era, è clamoroso, clamoroso. Tati ruba palla, subisce fallo alle spalle o forse no, qua probabilmente il fallo c'era. Tati che si rialza, stava calciando in porta, dubito che si potesse buttare sul 5-2 e l'opportunità di segnare il 6-2, mentre c'è il portiere di movimento ormai da qualche istante, l'avete visto, da parte del Capena con la maglia bordeaux granata, Agnello, maglia numero 19. Massimiliano Neri invita la calma, dicevi? Lo stesso ruolo che ricopriva nella Lazio, portiere di movimento, e ha segnato anche un sacco di reti, così è la specialista. Vediamo come verrà impiegata nel quintetto schierato da mister Chiesa. Pressa il Città di Falconara, attenzione perché se ruba palla la porta è vuota. Pallo la ruba, ma giustamente mette un po' di calma, poi Isa Pereira ci prova perché vede un ritardo nel rientro sulla linea delle avversarie. Ha cercato il gol del 6-2, missione fallita, ultimi 115 secondi, 1,55, palleggia il Capena in cerca di un varco col portiere in movimento. Alla calciata forte, ribatte Sofia Luciani. Ancora fa girare il pallone la squadra in maglia biancorossa. Palla fra i piedi di Macchiarella. Ora Agnello, pressata, rischia, riesce comunque ad uscire. Bea Martin rischia anche lei. Tati si lancia in avanti, restituisce il pallone a Pato, finta, non calcia, si defila e alla fine perde l'attimo buono. Non è che c'è il toto scommesse, no? Qua inizio a pensare male fra tutto. L'ha buttata fuori apposta, altrimenti Leonardo Gallo avrebbe sbagliato. Comunque un'altra lettura straordinaria da parte di Tati. Nostradamus vede il futuro quasi quanto Leonardo Gallo. 1 minuto e 20 al termine, senza fretta il Città di Falconara. Dovrebbe salire il Capena ma non ne ha più. Non ha più forze e energie. Onore e merito alla grande prestazione del Città di Capena. Sotto 5-2 ma ha disputato davvero una grande partita. Città di Falconara che palleggia, non forza, a meno che non si ritagli uno spazio clamoroso. Tati ricomincia da Pata, addirittura vertice basso, sbaglia lo stop e regala il calcio d'angolo alla Città di Capena. Una chance per provare a realizzare il terzo gol a 54 secondi dalla fine. Arriva il pallone per Agnello, pronta la battuta, mette giù la sfera, all'indietro per Furman. Bea Martin, Macchiarella, palla dentro, attenzione Furman, bella azione! Pallonetto di Agnello, ottima l'idea, buona l'esecuzione, la sfera si alza troppo, ha sfiorato un gran gol il Città di Capena, ma il Toto Nero gli ha impedito di mandare il pallone in fondo al sacco. Esatto, adesso è ufficiale il Toto Scommesse e il gestore è Leonardo Gallo. Indagheremo, sottoporremo il tutto alla Procura Federale. 5-2 per il Città di Falconara, 42 secondi alla fine. Dopo l'1-0 nel primo tempo di Furman, attenzione palla rubata, Pereira prova a servire, Pato, la porta era vuota, poteva segnare Isa Pereira, ha cercato l'assist per Pato, forse vogliono farla segnare per la classifica marcatori, vogliono darle una mano. Tati, Luciani, altrimenti altrimenti quell'assist lì a porta vuota non si spiegava, ecco, questo volevo dire. Ci sta anche perché ieri Butima ha allungato con un poker personale, adesso è a 21. Attenzione, c'è spazio per Luciani, può affondare il colpo, sale la corsa di Sofia Luciani, chiude tutto benvenuto, rimessa laterale, 15 secondi alla fine, lo urla anche Angelica Di Biase, palla da Pato Dalmazza, lo tiene lì sotto i piedi, può finire qua la partita ma pressa il Capena e allora Pato va da sola, rischia molto, 1 contro 1 con Neca, regala la rimessa laterale, 6 secondi al termine. Entra comunque Agnello in portiere di movimento per creare una superiorità in quest'ultimi istanti di gara. Pallone all'indietro, conclusione in faccia di Isa Pereira. Io ho letto cosa ha detto nel labiale, diciamo mamma mia, un po' più spinto in portoghese. 2 secondi al termine, suona la sirena, Città di Falconara batte Città di Capena 5-2
Complimenti ad entrambe, al Città di Capena per la prestazione, al Città di Falconara anche perché comunque si è attaccato sempre e comunque sia stata capace con le sue forze individuali, collettive, di recuperare e ribaltare un match, di subire anche il 2-2 e di allungare fino al 5-2 alla fine. C'è tanto Città di Falconara in questa vittoria. Solo grandi emozioni e solo gol impossibili qui al Palabadiale. Mi unisco al grido del presidente Marco Bramucci. Io non vedo l'ora che riaprano le porte, perché vedere questo spettacolo con tanti spettatori sugli spalti sarebbe il massimo per questa disciplina. Bel messaggio da parte tua, Silvia, gli applausi belli anche quelli del poco pubblico presente, dirigenti addetti ai lavori alla Città di Falconara, che torna subito alla vittoria dopo il bel pareggio sul campo del kick-off. Ci becchiamo un primo piano, fermati col lavoro, ci becchiamo un primo piano perché stiamo per salutare tutti quanti ci hanno seguito in diretta per questa telecronaca dal Palabadiale di Falconara. Da Matteo Magnarelli, Silvia Venditti, ciao! ciao. Ciao. Bravo Leonardo Gallo, bravo.